Ed eccoci qui, cari telespettatori, siamo nello spazio dei pensionati dello SPI-CGIL del Veneto e come sempre vi aggiorniamo su interessanti novità. Quest'oggi il capitolo è dedicato all'aspetto fiscale, quindi grande attenzione da parte di tutti coloro che ci ascoltano, pensionati e non. E abbiamo con noi un esperto, Claudio Zaccarin, amministratore delegato del CAF-CGIL Nord-Est. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, amministratore, un capitolo delicato, un momento molto caldo, molto particolare. Io direi di fare un po' il punto della situazione. Principalmente rivolgiamoci ai pensionati, cosa devono fare, se ci sono novità, poi estendiamoci anche naturalmente alla categoria dei familiari annessi e connessi, ricordando i punti salienti perché insomma ci sono diverse cosette che è bene ricordare. Poi dedicheremo un piccolissimo capitolo alla reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e ISEE, che è importante ugualmente per fare un po' di informazione. Allora, a lei la parola, vediamo un po' cosa presenta l'annata. Beh, siamo in piena campagna fiscale e i pensionati lo sanno bene perché sono i primi ad avvicendarsi presso i nostri uffici, sono quelli che sono più ansiosi di essere in regola con i documenti e con lo Stato, quindi di solito li facciamo precedere dentro le nostre strutture. Campagna fiscale che si conclude quest'anno il 23 di luglio, come l'anno scorso, perché è stata prorogata. Tra l'altro siamo in attesa di un decreto che dovrebbe portarla alla scadenza a settembre, forse il prossimo anno, già dal prossimo anno, quindi questa potrà essere una novità che non so quanto possa incidere sui tempi della nostra campagna, perché anche se dovesse essere spostata la scadenza a settembre, noi continueremo a fare, presumo, la campagna esattamente come la facciamo oggi. Ecco, ma perché questo, cioè il settembre, che vantaggi ci potrebbero essere, cioè che cosa potrebbe cambiare sostanzialmente? Come mai questa idea di portarla a settembre? Una vostra richiesta? È una richiesta, quella di CAF, di fare una campagna più lunga. Per dare tempo un po'? Per avere più tempo a disposizione, però francamente sarebbe stato meglio anticiparla più che posticiparla, perché anticiparla avrebbe significato poterla fare con i dipendenti fissi, quelli più preparati, con meno stagionali e quindi anche fatta con una qualità superiore. Spostarla nel mese di agosto e settembre, ad agosto ci sono le ferie, i dipendenti le ferie bisogna pur darle, e fare la dichiarazione a settembre ai cittadini che poi possono prendere le detrazioni a novembre-dicembre invece che ad agosto è una rivoluzione che secondo me la gente non accetterà di buon grado, quindi noi faremo la campagna esattamente come prima, anche se sarà prolungata a settembre non avremo nessun tipo di vantaggio. Perfetto. Poi diciamo che le grandi novità quest'anno sono nella pensione di cittadinanza, che riguarda appunto i nostri amici pensionati. Diciamo che sulle 12.000 domande di reddito di cittadinanza che sono state presentate nel Nord-Est, circa 10.000 in Veneto, il 30% sono di pensionati. Ah, hai capito. Il 30% sono di pensionati. Questo 30% ve l'aspettavate oppure no? In base ai dati che avete a disposizione? Beh, il 30% era più o meno la cifra che ci aspettavamo però un numero di domande più elevato rispetto alle 10.000 che abbiamo ricevuto. E questo probabilmente è stato determinato, queste domande non significative, è stato fatto per una serie di questioni, la difficoltà dei parametri che imponeva la legge, molto restrittivi, il fatto che ci fosse la penale in caso di autodichiarazioni non veritiere. Cioè qual era la penale? Che hai una denuncia penale da parte dello Stato se hai dichiarato il falso, quindi anche con mesi di reclusione, e c'è anche una questione culturale. Ecco, alcuni si sono vergognati di rientrare dentro questa casistica. Addirittura? Sì, perché poi l'orgoglio insomma, dei veneti, del Nord-Est è sempre una cosa importante. Ma mica viene dato un bollino rosso sulla ma fronte. viene data una tessera che tu devi spendere, e se magari devi spendere quella tessera al supermercato dove magari conosci la cassiera da 20 anni o dove sei vicino a delle persone che abitano vicino a casa tua, è comunque un timbro di povertà. Quindi
c'è anche chi Però magari ha sembrava avuto qualche è una remora. schedina tipo della posta, no? Mi sembra. Ma si vede che è quella del reddito cittadinanza, non è come un bancomat, si assomiglia a un banco ma ha un colore diverso, è gialla, insomma, si capisce. Bollino giallo. Quindi, insomma, sei comunque timbrato come un povero del tuo paese e questo non a tutti può far piacere, insomma, ecco, c'è una dignità su questo. Poi c'è chi ha effettivamente bisogno, e ha molto bisogno, e hanno ragione e diritto invece a utilizzare questa card come gli aggrada. E le pensioni di cittadinanza si possono continuare a richiedere fino alla fine dell'anno, poi vediamo se dovrebbero essere 2 anni e perciò dovrebbe esserci anche il 2020 a disposizione. E poi una novità che non riguarda i nonni come me, ma riguarda i nipoti, di cui i nonni se ne occupano spesso, riguarda gli assegni familiari. Esatto, sia anche per i figli, quindi perché magari sono certo. distratti. Ecco, solo una cosa prima di passare ai assegni familiari che è molto importante. Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, siccome abbiamo diversi telespettatori che ci hanno scritto al riguardo, è molto restrittiva. Per quale ragione per i pensionati? Perché ricordiamolo, non è un nucleo familiare né bisogna che siano una coppia di anziani e mi chiedevano coniugati o non coniugati, se sono 2 vedovi che stanno insieme, cioè ci spieghi un attimo queste questioni, come funziona? Che siano coniugati o no non ha importanza, l'importante è che non superano l'ISEE previsto. Quindi possono vivere insieme? Sì, sì. Anche senza Il problema qual è, per esempio? Faccio un esempio, la casa di proprietà non rientra. Però se io ho accatastato per esempio una baracca perché l'ho trasformata in garage, questa è una pertinenza in più. Quella pertinenza in più rischia di farmi andare fuori dal diritto delle pensioni di cittadinanza. Oppure un campo. Oppure un campo, oppure un'altra proprietà. Quindi basta poco, bisogna valutarla e ricordo che non sono i CAF che fanno i conteggi per il diritto, ma è un logaritmo dell'INPS che incrocia tutta una serie di dati e che poi fa risultare sia la cifra di cui ha diritto la persona e la famiglia, oppure proprio il diritto. Quindi lo sappiamo solo quando l'INPS manda di ritorno al pensionato e al cittadino l'SMS in cui gli dice che è incluso dentro la pensione di cittadinanza o reddito oppure no. E l'essere in locazione, in affitto in una casa popolare? Anche qui può agevolare, come no, dipende anche dall'affitto che paghi, perché l'affitto lo paghi in base appunto all'ISEE, quindi potresti già essere fuori. Ecco, non è che avere una casa popolare automaticamente è un segno di povertà. Chiaro, quindi. Perfetto. Allora, detto questo, andiamo subito al capitolo assegni invece. Sugli assegni familiari la grande novità è che da quest'anno gli assegni familiari non sarà più permesso produrli in cartaceo, ma bisognerà trasmetterli solo online. Si parte dal 1° luglio di quest'anno, quindi siccome l'assegno familiare è abbastanza complesso perché ha tante caratteristiche fiscali, lo ricordo per chi lo ha fatto nel passato con enorme facilità, sono 4 pagine di istruzioni, dunque ci sono delle questioni anche che non si conoscono, abbastanza complesse e prettamente fiscali, bisogna rivolgersi ai centri autorizzati che fanno gli assegni familiari oppure noi come CAF stiamo anche addestrando insieme con i patronati dell'INCA delegati sindacalisti in maniera che li possano fare direttamente anche nei luoghi di lavoro. L'importante è che ci si rivolga a persone qualificate. Qual è il rischio e che cosa è più complesso e su cui puntare particolarmente l'attenzione? Che magari uno dice vabbè, ma insomma riesco in qualche modo a risolverlo, saranno quelle le cose da fare, eccetera. Il rischio più grande è che dopo 1 anno e mezzo l'INPS comincia a fare i controlli incrociati perché da quest'anno, essendo online, i controlli incrociati verranno fatti per tutte le posizioni, quindi i controlli online potranno produrre dei risultati magari di sovrastima dell'assegno familiare e verrà richiesto indietro tutto l'importo o fra 1 anno e mezzo, 2, quando saranno effettuati gli incontri. Quando non se lo aspetta, poi è chiaro che se uno sbaglia di 50-100 euro al mese l'assegno familiare e dopo 1 anno e mezzo gli si chiedono indietro 15 mensilità. Ma perché questo? Ma è perché ci vuole quel tempo per fare i controlli e perché magari hai dichiarato
non correttamente la tua situazione familiare, immobiliare, di nucleo familiare, cioè ci sono tantissime cose che vanno a comporre il diritto all'assegno e soprattutto la quantità dell'assegno. Che è l'altro aspetto. Ci sono altre attenzioni particolari da rivolgere in questo caso? Ecco, io non vorrei entrare nel merito delle questioni perché non vorrei che poi diventassimo autodidatti, perché poi ne potrei dire 3 e lasciarne fuori altre 3 importanti. Dico, rivolgetevi a chi questo lo fa di mestiere perché è una questione delicata, insomma. Perfetto, quindi grande attenzione alle assegni familiari. Per quel che riguarda invece l'ISEE, per esempio, che è un'altra questione abbastanza importante. Sì, c'era stato un decreto, una circolare dell'INPS che dava la scadenza dell'ISEE il 31 di agosto quest'anno, poi c'è stata la concorrenza del reddito di cittadinanza, delle pensioni di cittadinanza, quindi l'INPS ha ben pensato di trasportare questa scadenza ancora al 31 dicembre del 2019 e quindi anche per quest'anno la scadenza sarà quella che avevamo conosciuto negli anni passati. Ma ricordo che nel 2020, dal prossimo anno, la scadenza dell'ISEE non sarà più il 1° gennaio di ogni anno, ma sarà al 31 di agosto, quindi dal 1° di settembre i CAF potranno rinnovare l'ISEE per chi lo richieda. Questo è meglio per voi come lavoro, per i cittadini? Poi... No, per noi non è meglio. Forse è una cosa che agevola. Per cui non è meglio perché non è che chiedano a noi prima di fare i decreti e le leggi quale sia il periodo migliore per fare le cose. Perché poi la cosa migliore che noi facevamo nel passato era quella di fare l'ISEE in campagna fiscale. Avevamo lì i clienti, facevamo l'ISEE dopo il 730, ci poteva produrre un'efficienza molto più elevata e soprattutto lo facevamo per una gran parte di contribuenti. Così invece dovranno venire 2 volte, insomma già venivano 2 volte a gennaio, però insomma dovranno venire per forza 2 volte e dovremo fare una campagna ISEE magari a seconda del numero delle persone che verranno, assumendo gente, mentre si poteva anche fare con il personale che avevamo già a disposizione. Ecco, perché voi come CAF Nord-Est avete anche personale fisso tutto l'anno, oltre a una bella schiera nutrita di persone che vengono formate ogni anno, perché con tutte le novità che ci sono, e adibite proprio al periodo caldo delle dichiarazioni. Sì, perché facciamo tantissime pratiche, oltre al 730, l'ISEE, i RED, facciamo le pratiche di successione, ma questo non lo diciamo ai pensionati perché non fa piacere, non è una pratica che fa piacere, però facciamo le pratiche di successione, a parte gli scherzi, facciamo i contratti di locazione, quindi abbiamo del personale specializzato nei contratti di locazione, facciamo la contabilità delle partite IVA individuali, in particolare per i giovani che hanno poche fatture e fatturano poco durante l'anno perché hanno una scarsa attività in partita IVA, e soprattutto una cosa importante invece per le famiglie che hanno persone anziane, facciamo tutte le pratiche per l'amministratore di sostegno, dunque affianchiamo la famiglia nel richiedere questa cosa che sempre di più ha necessità di esserci all'interno delle famiglie, perché molto spesso abbiamo persone anziane che non sono più in grado di firmare documenti e perciò hanno necessità di avere un tutore. Un tutore, perfetto. La scelta del tutore viene da parte, su una vostra proposta, avete delle persone che possono essere deputate a questo, oppure deve scegliere la famiglia? Per la maggior parte delle volte noi lasciamo scegliere la famiglia perché il tutore è una figura importante e molto delicata. Non offriamo tutori o amministratori di sostegno, tranne qualche caso. Quindi noi agevoliamo e sosteniamo la famiglia per tutte le pratiche che sono molto complesse. Ultimissima cosa, il RED. Sì. Ricordiamolo. Beh, la campagna RED è finita, dovremmo rifare i RED il prossimo anno. Quello che ricordo ai nostri pensionati è che li chiamiamo noi, e li chiamiamo noi perché l'INPS non avvisa più i pensionati come una volta di dover fare il RED. Quindi quelli che sono iscritti da voi li potete chiamare? Tutti i nostri clienti li chiamiamo noi, quelli che non sono nostri clienti non saprei come chiamarli perché non avrei neanche il diritto a farlo per la privacy, quindi dovranno attivarsi loro per chiedere il RED prima della scadenza, perché c'è il rischio ovviamente che se non si fa il RED o il 730, che può essere sostitutivo del RED,
e dopo alcuni avvisi da parte dell'INPS, a qualcuno è già capitato, gli si blocchi anche la pensione. Aiuto. Cos'è il RED? 2 parole per chi ci ascolta. Beh, il RED è la certificazione della pensione e della situazione patrimoniale del pensionato. Che serve per? Serve per certificare che la quantità di pensione sia adeguata rispetto alle sue condizioni previste dall'INPS. È evidente che ci possono essere pensioni che possono essere sbagliate in difetto, come in eccesso, e possono accadere delle cose all'interno del nucleo familiare che possono far variare queste cose, quindi c'è la necessità di, quando ci sono variazioni, di rifare il RED per ritrasmettere all'INPS la situazione attuale, la fotografia della situazione esistente. Quindi informarsi presso il sindacato dei pensionati non fa assolutamente male, sia per quanto riguarda il RED, ma anche per il controllo dell'OBISM, perché ricordo sempre ai pensionati che quando noi facciamo le campagne per il controllo dell'OBISM, perciò per il controllo, per controllare se rispetto ai contributi e alla situazione del pensionato la pensione sia corretta, molto spesso troviamo delle discordanze e molto spesso facciamo prendere tanti bei soldini ai pensionati dopo i controlli, quindi un controllo non fa mai male. Grazie mille amministratore, questo è bene ricordarlo sempre, abbiamo visto anche quanti soldi sono stati recuperati grazie all'intervento dello SPCGL e i CAF naturalmente che collaborano, e quindi ricordate di far controllare anche la vostra posizione come pensionati e non soltanto. Detto questo io la ringrazio, lascio i nostri telespettatori allo spazio della pubblicità e poi entriamo in studio con l'approfondimento.